La politica agricola comune è la prima sfida che il nuovo Parlamento europeo si troverà davanti. Crediamo che come Paese dobbiamo fare uno sforzo per ridurre le inefficienze della PAC del passato, per mantenere il budget europeo e per rimettere al centro della nuova politica agricola comune il tema delle risorse, in particolare il tema dell'acqua, in modo importante, caratterizzandolo e andando a valorizzare quei paesi del Mediterraneo e del sud dell'Europa che per poter continuare a produrre hanno bisogno di utilizzare l'acqua. Per questo l'Europa deve valorizzare quelle che sono le distintività delle agricolture del Mediterraneo che devono utilizzare l'acqua. La PAC che verrà, e lo abbiamo condiviso col Ministro, l'abbiamo condiviso con gli europarlamentari che sono stati qui con noi, deve essere una PAC che corregge gli errori del passato, tutti quanti li deve correggere, e sono tanti, sono errori di burocrazia, sono errori che spesso ci hanno portato in rotta di collisione anche con i cittadini che nel momento in cui danno delle risorse proprie alla PAC chiedono in cambio delle cose che spesso non abbiamo potuto dare, proprio per appunto eccessi di burocrazia, eccessi di complicazioni, e quindi tutto si è arenato nelle carte. Perché l'agricoltura è ambiente, l'agricoltura è tutela dell'ambiente. Essendo ambiente, l'agricoltura accetta la sfida dell'Europa, però ribadendo che la tutela dell'ambiente e il rispetto dell'ambiente si fa con i fondi e quindi tuteliamo l'ambiente, rispettiamo tutto ciò che ci circonda, ma con i fondi necessari per poterlo fare, e quindi, ribadisco ancora, non accettiamo ulteriori tagli alla PAC. Ma le aspettative del Veneto sono di continuare e di rimanere come sistema veneto nelle capacità di spesa che oggi noi abbiamo, quindi l'importanza di essere attenti, presenti e di essere sul pezzo per poter dare alle imprese e a un sistema la capacità di avere quelle risposte che la PAC sta mettendo in campo. Il Veneto a questa Assemblea Nazionale degli Api si presenta molto attento, molto presente, molto sul pezzo. Abbiamo fatto un grande lavoro di recupero delle risorse per il nostro territorio e questo è un grande risultato per il Veneto. Il tema della sostenibilità sarà il tema futuro, quindi il risparmio idrico, le nuove tecnologie, ma soprattutto quello che secondo me è importante è rivedere anche il ruolo degli invasi. Io non ricordo quale sia stata l'ultima diga che sia stata costruita in quale anno da noi, perché i cambiamenti climatici sono ormai naturalmente alla vista di tutti i cittadini, tutti si stanno rendendo conto che comunque abbiamo dei periodi in cui c'è grande abbondanza d'acqua e dei grandi periodi di siccità, quindi noi dobbiamo rivedere il ruolo di questi invasi a livello strategico nazionale, ripristinare quelli che sono naturalmente messi male o manutentarli, e nello stesso tempo avvicinare l'agricoltura grazie ai consorzi di bonifica e alle progettazioni dei consorzi di bonifica al risparmio e al riuso dell'acqua con le nuove tecnologie e i nuovi sistemi. Della prossima programmazione sarà una PAC che guarderà alla tutela del territorio e all'ambiente più forse che a un sussidio diretto alle produzioni, e quindi ha un'area interessantissima per lo sviluppo delle attività di consorzi di bonifica, o meglio per il contributo che i consorzi di bonifica potranno dare a questa nuova programmazione. La risorsa idrica è il driver fondamentale, quindi il suo risparmio, il miglior utilizzo e soprattutto il ruolo di consorzi di bonifica proprio in questa distribuzione collettiva e gestione delle acque irrigue. Ecco, una nuova PAC rivolta all'ambiente vede comunque i consorzi di bonifica attori principali.